Missione compiuta, amici appassionati di grande futsal. La squadra femminile ha compiuto egregiamente, direi, il proprio dovere contro la Sardegna, vincendo per 3-1 con le reti di Valente, Basso e Primo Lan, e siamo a tal proposito in compagnia proprio di Anna Valente, che ha sbloccato questo match. Anna, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia, insomma un match davvero positivo a dir poco, che ci vede qualificati in finale, un match controllato dall'inizio alla fine al di là del gol subito. Come lo commenti? Allora, grazie a voi per l'intervista. Sicuramente abbiamo dominato tutta la partita, come hai detto tu, e sono fiduciosa di portare a casa quella meravigliosa coppa, quindi ce la metteremo tutta. E appunto c'è una finale adesso da inquadrare al meglio, da preparare soprattutto con tutte le proprie risorse. C'è poco tempo, a dire il vero, per farlo, poco meno di 24 ore, ma è un appuntamento davvero troppo importante. Che prospettive ci sono, che aspettative ci possono essere attorno ad una squadra che comunque sta facendo davvero bene, si sta ritagliando un ruolo da protagonista? Beh, sicuramente non abbiamo tanto tempo per prepararla così proprio, però sicuramente in questa settimana che siamo state insieme siamo cresciute giorno per giorno, quindi sono molto fiduciosa, come ti dicevo prima, quindi ce la metteremo tutta. In ultimo ti chiederei la gioia del gol, insomma non è il primo di certo che segni in questo torneo, ci hai abituato bene davvero, ma sbloccare una semifinale è davvero una gioia immensa. Come la descrivi? Beh, sicuramente è sempre un piacere fare gol, l'importante, io dico sempre, è che vinciamo, qualsiasi persona segna della squadra io sono felicissima, poi ovvio è una gioia fare gol, quindi è bello anche aver risultato con i ragazzi dell'Under 15, quindi ecco. Bene, ringraziamo Anna Valente per essere stata in nostra compagnia. Anna Valente che viene ora travolta dalla gioia delle sue ragazze, ve le facciamo sentire. Ci uniamo anche noi alla gioia della squadra femminile, che ovviamente è davvero totale, come d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Vi rinnoviamo ovviamente l'invito di iscrivervi al canale di Futsal Veneto TV per rimanere sempre sintonizzati sui contenuti che vi proporremo, specie per quanto riguarda la finalissima che queste ragazze disputeranno domani. Qui dal Pala Viola per il momento è tutto, un saluto e sempre Forza Veneto!